Allora riprendiamo i nostri discorsi, dovremmo avere in linea con noi un amico, Roberto Agirmo. Buongiorno. Eccoci qua. Roberto, ecco, Buongiorno Vita, buongiorno agli ascoltatori. è una cosa molto importante, ci tengo perché sì, le telefonate da parte dei telespettatori fa bene, però capire la situazione che si è venuta a creare e credo che sia molto importante. Per esempio, ci sono queste agenzie viaggi che sembra sia stato, oggi come oggi, un settore dimenticato proprio in maniera assoluta. È così a Girmo? È assolutamente così purtroppo. Siamo in una situazione che è paradossale, ma questo lo sono più o meno tutte le tante partite IVA. Il nostro mondo probabilmente è uno dei più penalizzati e lo sarà probabilmente per più tempo rispetto a tutti quanti gli altri. La situazione è critica già da febbraio, quando si sono iniziate a vedere le prime avvisaglie del problema, ma nel momento in cui poi siamo stati chiusi, per noi la riapertura è lontana a venire, perché anche se dovesse arrivare il 4 maggio, comunque per noi non si riaprirà, nel senso che voglio vedere io psicologicamente quando le persone inizieranno a decidere di potersi rimuovere, e poi bisogna anche vedere quando ci saranno di nuovo le frontiere aperte, sia per arrivare in Italia che per andare all'estero. Si parlava, mi pare, di dare 300.000 euro che potessero arrivare in Italia gli stranieri e poter godere delle ferie per poterli farli venire. Allora, partiamo da... Sì, ti prendo anche questo argomento, ma vediamo anche un altro tipo di ragionamento. Nel momento in cui dovessimo aprire, come dicevo prima, la riapertura in realtà è virtuale, e anzi probabilmente è anche preoccupante il fatto di riaprire subito, perché nel momento in cui dovessimo riaprire verremo considerati delle attività commerciali che lavorano, per cui magari anche certe agevolazioni, come per qualcuno i 600 euro che sono interessanti, non ci sarebbero, oppure addirittura si andrebbe per alcune aziende che hanno la possibilità di mettere castigazione, non avere più la castigazione per certi dipendenti, pur non lavorando, perché non c'è oggettivamente lavoro. Per quanto riguarda la proposta che è stata vincolata, o meglio, non si sa ancora esattamente che cosa sia qui. È una proposta, quello che ho sentito. Allora, e chiedevo se siete a corrente voi altri. Sì, certo che siamo a corrente, ha un suo senso logico, ma deve essere migliorata, nel senso che si parlava di poter dare un contributo fino a 375 euro, se non ricordo male, sì, a famiglie composte da almeno 4 persone nel nucleo familiare, per fare in modo che ci sia chiamiamolo sconto, un buono sconto da poter utilizzare per le vacanze Italia su Italia, cioè italiani che vogliono viaggiare all'interno del territorio italiano. Allora, per poter fare in modo che questo buono sconto sia effettivamente valido, dovrebbe essere vincolato l'uso solo ed esclusivamente all'interno delle agenzie di viaggi. Mi spiego perché, non per egoismo, ma per proprio una logica di dinamica circolare di economia. Mi spiego. Nel momento in cui io Stato do questo buono alla famiglia, o che può detrarselo, o che può avere comunque la possibilità di spesa, e io famiglia spendo questi soldi magari per la protezione di un hotel attraverso le OLTA sono quei siti internet che probabilmente nella maggior parte dei casi hanno sede nei paradisi fiscali tipo l'Olanda, ecco che in realtà non sto dando l'opportunità al mondo delle agenzie viaggi di poter riavere una partenza, perché questi soldi vanno direttamente all'estero e poi tornano soltanto in quota parte per quello che è la prenotazione degli hotel, creando flussi di denaro enormi che comunque escono dall'Italia. Allora, se lo Stato invece decidesse di dare l'opportunità di avere questi sconti, che è comunque una cosa buona e giusta, ma vincolata all'utilizzo all'interno delle agenzie viaggi, ecco che in questo modo si potrebbe avere un'economia circolare, la possibilità di far ripartire le agenzie di viaggi un po' alla volta, anche se questo comunque è un palliativo, sembra un pochino come la pastiglietta di zucchero. Comunque la situazione vostra è critica, adesso è un accenno, perché poi verso la fine di aprile, prime di maggio, io approfondirò questo argomento un venerdì sera, perché è molto importante, insomma, parlare della situazione che si è venuta a creare in maniera da poter stimolare le famiglie italiane a dire: sfruttiamo questa situazione,
spendiamo questi soldi Certo. in Italia, andiamo in Italia. Ecco, dico, la situazione voi, perché voi mi pare che abbiate anche, avevate delle prenotazioni anche per l'estero, insomma, Beh, giusto? chiaro, diciamo che oggi c'è È saltato un altro tutto, problema. è saltato Tutto è tutto. saltato, tutto. Assolutamente sì. Ma adesso come vi comporterete qualora dovessero essere vere tutte queste proposizioni del governo? Puntare sull'Italia, sulla penisola, in maniera che i soldi restino qui, oppure continuerete a mandarli anche all'estero voi dell'agenzia? Allora, innanzitutto non dipende Rapido neanche da perché... noi. Sì, non dipende neanche da noi. Cioè, intanto che le frontiere sono chiuse, si parla addirittura di riaprire le frontiere nell'anno prossimo, quindi non è che abbiamo molte scelte. E comunque il mercato del turismo, che conta circa 60 miliardi, Esatto. non si può basare solo e esclusivamente su Italia, è un suicidio. Ho capito. Però per sto anno un sacrificio potete anche farlo, insomma, voglio dire, insistete, Ma certo che il sistema cercate di sanitario- proporre i pacchetti in Italia, mettetevi d'accordo e vediamo se ci dà una possibilità sempre di riaprire. Perché, Questo è ovvio, perché però hanno non c'è detto... la sopravvivenza. Mi dispiace. Comunque approfondiremo questo sicuramente, va bene? Grazie Monaco, di nuovo, buona giornata. Un abbraccio, auguri, non posso dire altro.